fatto che ci troviamo qua su un'assemblea che il comitato ha organizzato e vediamo latitante l'amministrazione, ma i dubbi che questa sera sono emersi nella relazione fatta ci fa capire anche per quale ragione l'amministrazione non è presente questa sera. Nella primavera del 2009 in Consiglio Comunale l'amministrazione ha portato l'approvazione di una convenzione con il privato per un contributo di 1,24 € al metro cubo per l'impatto ambientale per il riempimento della ex cava Mirabei, poi diventata Ecoblu, i famosi 3/4 di cava per l'inserimento dei rifiuti dei limi di marmo. Lì c'è stato un bel dibattito in Consiglio Comunale e abbiamo accettato perché la proiezione era quella di un'entrata di 1.240.000 €. Ecco, tanto per tenervi aggiornati, la ditta ha incominciato a riempire. Ad oggi, per i dati che io ho in possesso, per il conferimento del 31/12/2010, il privato ha fatto 3 versamenti di acconto di 25.000 €, di 5.000 € e di altri 5.000 €, poi l'amministrazione è andata in causa col privato perché non voleva più pagare. Ad oggi il privato è moroso nei confronti del comune di 600.000 € di dato. Il paradosso è che abbiamo un'amministrazione unica al mondo che nella causa si costituisce assieme al privato, guarda caso cognato del sindaco di Caprino Veronese. Credo che l'attore principale in questa vicenda dovrebbe essere il comune di Caprino, perché la cava è sul suo territorio, quindi il comune di Caprino avrebbe dovuto esprimere una posizione o di sì o di no. In questi anni si ha l'impressione che sia stata una posizione un po' ondivaga, magari diceva no assieme alla provincia e alla regione, poi nel frattempo non faceva nulla per impedire il procedimento. Purtroppo, dicevo, è una situazione ingarbugliata, perché si evidenzia in maniera molto palese che purtroppo il business di chi gestisce l'attività è legato anche a qualche figura influente non solo in comune ma anche in provincia, perché la sentenza del TAR, quando poi siamo venuti a sapere di questa sentenza, la dice lunga, è inconcepibile. Cioè uno per tanti anni ha svolto l'attività di escavazione e poi la legge lo prevede, c'è la fase della ricomposizione ambientale e tutto finisce lì, e invece no, si ricomincia da capo con altre attività di smaltimento rifiuti, di betonaggio. Dal punto di vista procedurale ci sono degli strumenti che possono essere utilizzati per ottenere il risultato quantomeno di far decidere la politica che cosa deve succedere in questo territorio all'interno di una 4ª commissione provinciale che abbiamo già richiesto tempo fa. Diciamo che statutariamente il Presidente sta già violando lo statuto, perché avrebbe 10 giorni di tempo dalla richiesta del consigliere di convocare la commissione. Ai noi non è l'unico argomento su cui stiamo tergiversando. Quindi faremo una pressione forte affinché la commissione 4ª in provincia, e vi faremo sapere quando appunto sarà la data, decida in maniera formale che ci deve essere l'attuazione e l'applicazione dell'articolo 16. Questo che cosa consente? Consente alla politica, alla provincia, al Consiglio provinciale di decidere sul nuovo progetto, come è stato chiamato. Il nuovo progetto, la procedura vuole il parere dell'Osservatorio regionale dei rifiuti di ARPA, che è obbligatorio e che, come dire, se vogliamo, purtroppo dà sempre ragione alle richieste degli privati e delle imprese, che la provincia e il Consiglio provinciale ha diritto e dovere di fare una scelta di tipo politico, e su questo abbiamo discusso molto a lungo, perché ovviamente alcuni rappresentanti, soprattutto l'assessore all'ecologia, diceva ma se ARPA dà ragione all'azienda, il Consiglio provinciale deve per forza dare ragione all'azienda perché i tecnici hanno detto così. E invece il dirigente ci ha scritto che praticamente il Consiglio provinciale è libero di decidere e di scegliere, quindi anche qualora ci fosse un parere positivo di ARPA, dire di no. La cosa che però spicca chiaramente è che da parte di certi consiglieri, e purtroppo mi dispiace dirlo, ma l'ho detto anche alla persona interessata, da parte del Presidente della 4ª Commissione c'è
un poco interesse nei confronti di queste tematiche, perché la sensazione è che molto spesso si leghi questa attenzione all'ambiente a determinate posizioni politiche.